Venezia che ovviamente la voce del Presidente del Veneto chiede una risposta sull'autonomia del Veneto. Ma nel mio discorso inaugurale ho richiamato la necessità di completare il riassetto delle autonomie locali. L'ho ripetuto anche in varie interviste, spero che nel governo che verrà questa possa essere una delle priorità dell'agenda politica. Tutto qua. Lei si impegna in questo senso? Io sono il Presidente del Senato e ho una figura istituzionale e certamente cercherò che l'avvio delle riforme si faccia. Questo è nell'interesse esclusivo dei cittadini. Il nostro Paese oggi come più che mai ha bisogno di risposte. Presidente, sono in corso le consultazioni. Io non mi auguro un ritorno al voto perché non concluderemmo nulla. Oggi come oggi, con l'attuale legge elettorale, noi ci troveremo di fronte alla stessa identica situazione. C'è un Paese che è in una situazione di grave sofferenza, ha bisogno di risposte concrete, una sofferenza che riguarda la quotidianità. Quindi io mi auguro che in tempi veloci, anche se la politica richiede lunghe riflessioni, specialmente perché il quadro che si è aperto dopo le votazioni del 4 marzo non è un quadro semplice dal punto di vista politico-istituzionale, ma io spero che con l'aiuto di tutti si arrivi ad un governo, dicevo, nell'esclusivo interesse dei cittadini. Questa politica dei veti però non sembra essere avvicinare a un nuovo governo. Ma può darsi che ci sia un momento in cui, come si dice, i partiti si annusano. E dopo questa prima fase io mi auguro che nella seconda si arrivi alle proposte più concrete e ad un quadro di condivisione, così come c'è stato per la mia stessa elezione, al di là di quelle che possono essere le etichette politiche che si potranno incontrare, ma per quello che riguarda il metodo, che si possa arrivare a quella pacificazione che possa portare alla composizione di un nuovo governo. Grazie. Grazie. Con il Presidente del Senato Veneta. Beh, chi ben inizia a metà dell'opera direi proprio di sì, c'è una Presidente donna veneta, la prima Presidente donna del Senato, ci fa ben sperare, soprattutto visto e considerato che nel discorso di insediamento la Presidente Casellati ha fatto l'accenno all'autonomia e a quello che è la massima aspettativa per noi veneti. C'è preoccupazione però ovviamente per la composizione del governo, per questi litigi continui anche all'interno del centrodestra, voi qui governate assieme, ci sono dei segnali di cambiamento su quello che sta succedendo sul piano nazionale? Ma direi di no, si conferma ovviamente la coalizione, la compagine del centrodestra, si conferma la volontà di voler andare a governare e non farlo tanto così perché bisogna dire questa frase, ma 5 anni di governo li vogliamo fare. Siamo nelle mani del Capo dello Stato che si è preso questa pausa di riflessione, speriamo che l'incarico venga dato a Matteo Salvini e dopodiché, se così sarà, il giro di consultazioni ci farà capire se ci saranno condivisioni sui programmi oppure no, perché poi se si va a governare ci vogliono i programmi, non le chiacchiere. In questa fase intermedia, diciamo così, è tutto un po' in stand-by? In questa fase intermedia c'è un primo dato di fatto che nessuno ha la maggioranza in Parlamento e quindi tutti hanno bisogno di tutti. L'altro dato concreto a livello di centrodestra è la compattezza del centrodestra e i programmi che noi abbiamo trasformato in impegni veri e propri con i cittadini, quindi non possiamo prescindere dagli impegni che ci siamo presi con i cittadini. Ma guardi, io penso questo, penso che i veti non ci portino da nessuna parte, che i passi indietro non debbano essere chiesti a nessuno, ma la volontà è quella di trovare una condivisione sui programmi.
Se qualcuno pensa che il centrodestra si possa disgregare mettendo veti, si sbaglia, perché la partita è già chiusa in partenza. Penso che non abbiamo nulla da nascondere se non quello di portare gli impegni dei cittadini sul tavolo delle discussioni. Se c'è volontà di dare risposte ai cittadini, la quadra la si trova per una compagine di governo, altrimenti vuol dire che qualcuno non si vuole prendere l'impegno. Nelle ore in cui è stata eletta la Presidente Casellati è stato trovato pure bene un accordo? So che lei ha fatto il tifo e anche fattivamente ha cercato di favorire questa soluzione. Ma direi che per noi è un'ottima soluzione. Pensare che la seconda carica dello Stato sia rappresentata da una donna, che è la prima donna Presidente del Senato e che è veneta, è il massimo delle soluzioni. Penso che debba essere riconosciuta questa attività che si è fatta nell'interesse ovviamente della comunità. Oggi quel passaggio in più, che è quello di trovare una condivisione sui programmi, su un programma che sia serio e non balneare, per andare a governare per 5 anni. I presupposti ci sono tutti. Se pensiamo ai cittadini il governo si chiude velocemente, se pensiamo a qualcos'altro decisamente no. Presidente, lei poco fa ha detto quanto importante è la cultura per la nostra regione, un messaggio che la Presidente ha anche recepito e condiviso. Beh, la Presidente Casellati ha condiviso assolutamente la partita della cultura, la partita del declassamento di questo nostro Teatro Stabile del Veneto, che non merita di essere un teatro di serie B, ma anche le partite dell'autonomia. Non posso non ricordare che la Presidente Casellati nel suo discorso di insediamento ha parlato di autonomia. E ancora la partita delle Olimpiadi, le grandi sfide del Veneto, Marghera, i FAS, la Pedemontana Veneta, l'ambiente, insomma c'è molto di cui parlare e pensare di avere la Presidente del Senato veneta, doc, ci fa ben sperare, perché comunque c'è un cuore che batte Veneto, c'è sempre e ci sarà assolutamente su tutti questi temi. A proposito di Olimpiadi, cosa si aspetta dall'altopiano, come dovrebbero comportarsi i sindaci? Ma guardate, noi adesso siamo nella fase di dialogo che si conclude a ottobre 2018, siamo una delle 3 realtà candidate, prepareremo un dossier cercando di coinvolgere un po' tutti, anche perché abbiamo parlato di Olimpiadi rispettose dell'ambiente, diffuse sul territorio, non di colate di cemento, non di nuove infrastrutture, e penso che con investimenti minimali si possano fare anche queste, si possa costruire una candidatura. Poi sarà il CONI con il governo a valutare, noi non lanciamo sfida a nessuno, abbiamo solo sostenuto che non si può dire, non si può sostenere che la candidatura fosse solo esclusiva per qualcuno, magari per le metropoli, magari andrà a finire così, ma noi correremo fino alla fine. Per quanto riguarda